Non aveva figli, ma ha pensato a tutti quei bambini che soffrono e lottano con le loro famiglie nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova. L'anziana, originaria del Polesine, è morta di Covid nell'aprile 2020. Tra le prime vittime del terribile virus, la donna aveva lasciato nel testamento scritte le sue precise volontà. L'ospedale di Padova ha quindi ricevuto in contanti circa 440.000 euro che l'anziana aveva in conti correnti, libretti di deposito e un'abitazione del valore di 280.000 euro che adesso sarà venduta. L'area materno-infantile e pediatrica in particolare è un'area, come dire, molto attenzionata dalla comunità, dalle associazioni, dalle singole persone, dai singoli privati. Sì, in questo caso stiamo parlando di oncoematologia pediatrica che ha ricevuto questa donazione importante e che ci fa molto piacere, che ringraziamo appunto questa signora che ha pensato a noi per lasciare quello che aveva, come dire, costruito nella sua vita. I beni lasciati in eredità porteranno nuova vita e apriranno nuove strade di cura per i bambini malati di leucemia.